La mia lingua. 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 Allora, per me la lingua corsa è una ricchezza che si deve sparte. Quando è che avete imparato a fare la corsa? Allora, per me questa lingua l'ho sempre intesa, ma è vero che in casa papà e mamma parlavano tra loro, ma non parlavano mica i violi. Dunque, giovanotto era in brama di questa pratica di questa lingua e per acquistare la pratica della lingua sono andato fuori, dunque sono andato in Caruglio, in caffè, in paesi in cui vivi e poi ho avuto fortuna di essere nato negli 70 e c'erano i canti di noi, i lamenti, Padiela, ho cantato Padiela, i lamenti, canzoni di Poletti, di Guelfucci, di Vincenti e è stato di noi una scuola questa. Quando la dublate a lingua corsa? Allora, questa lingua la provo a parlarla a ogni momento, ma il più che mi piace oggi è di parlarla come figliolo, ma io l'ho imparata a scuola, nelle scuole bislingue, e ora scrive, parla, legge, mi manda gli sms in corso e ecco. Dunque, comincio di nuovo a parlarla con i miei figli e poi ho di nuovo la fortuna di parlarla il nome lavoro a scuola, insegno l'arte plastica e la storia dell'arte in lingua corsa, dunque è un vero piacere. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? Allora, questa lingua per me rappresenta un tesoro che ci viene dal fondo della storia, ben inteso, e di ella se tu vuoi, che dà un po', che dà corpo allo spirito orso, di ella che lo porta. È una ricchezza questa lingua e allora c'era un vecchio da noi in paese t'aveva i soldi, t'aveva i terreni, le case e diceva ai violi chi sparte ricchezza diventa povertà e io penso che per la lingua è il contrario, che la lingua è una ricchezza ma una ricchezza immateriale, un po' come l'amore e più è spartuta e più cresce e ecco. Come dite la bene di lingua corsa? Allora, la bene di questa lingua non sono mica spallisto per leggere la bene di questa lingua, ma la bene sarà quello che gli vogliono i corsi. E se tu vuoi, su questa lingua, se non diamo a brama ai ciughi, se non diamo gusto della lingua, se non diamo se non abbiamo più a coscienza che ella è un tesoro, una ricchezza e che ella è a sua ricchezza, tanto sarà salva questa lingua.